Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata estiva di Soundtrack City Plus con il mio amico Massimo Privitera e con il mio amico Marco Testoni. Ma oggi non siamo soli, perché c'è un nostro amico, valente compositore, scrittore pure, che ci è venuto docente, che ci è venuto già a trovare in uno speciale dedicato a Bernard Herrmann. E adesso e oggi ci viene a parlare del tema della giornata. Ciao Eugenio Tassitano. Ciao a tutti. Allora, ciao. Oggi parliamo di un film storico, no? Ne abbiamo recuperato un altro che trattasi di Il Laureato. È una colonna sonora particolarissima. Spesso, insomma, tutti pensano che questa sia stata una colonna sonora scritta solo da Simon e Garfunkel, ma invece no, perché parte delle musiche, anzi, forse alla fine, in fin dei conti, proprio il grosso delle musiche, scritte da quel grandissimo compositore jazzista che è Dave Grusin. E allora oggi cerchiamo di parlare un po' di tutto questo, Massimo, Eugenio. Io adesso mi prendo la briga di dare qualche notizia, insomma, ai più giovani che magari questo film magari non l'hanno visto. Poi voglio dire, più giovani, pure io quando è uscito il film avevo 7 anni, quindi allora, film del 1967 diretto da Mike Nichols, basato su un romanzo omonimo di Charles Webb, interpretato tra gli altri da Dustin Hoffman e Anne Bancroft, rispettivamente il giovane ragazzo e la signora matura. La trama come si direbbe oggi, la MILF, sì. La trama dunque si svolge ovviamente alla fine degli anni 60, ma poco prima delle rivolte sociali, quelle del 68 per intenderci. Infatti si dice che sia un film che abbia in qualche modo anticipato proprio gli sconvolgimenti sociali che ci sarebbero stati ad esempio negli States, ma insomma non solo. La vicenda è semplice, ma neanche tanto. Questo giovane spensierato ragazzo, Benjamin Braddock, interpretato da Dustin Hoffman, torna a casa per festeggiare con i suoi genitori il termine degli studi. Si ritrova circondato da un mondo composto da adulti che gli chiedono ossessivamente cosa vorrà fare, qual è l'università che dovrà fare. Conosce in una di queste feste la signora Mrs. Robinson, che è la moglie di un amico del papà, con cui inizierà una relazione, quindi giovane e donna matura, che però verrà sconvolta dal fatto che poi lo stesso Dustin Hoffman si innamorerà della figlia proprio di questa signora, e quindi cortocircuito. Non vi dico come va a finire, anche se porca miseria lo sanno anche gli alberi come va a finire, però insomma la celebre scena finale, insomma vabbè, non vi dico neanche quella, però insomma però mi sembra talmente assurdo. C'è sempre qualche giovane che non l'ha visto, no? La Catherine Ross è qualcosa di da Patema, cioè proprio una roba da farti ribattere il cuore compulsamente, perché è bellissimo. Vale la pena fare tutto quello che fa. Ma Lane Bancroft, e qui mi affido al mio caro Eugenio. Lane Bancroft poi fu la moglie di Mel Brooks, o mi sbaglio? Come no, certo, certamente. Hai visto? Quindi Mel Brooks ci ha visto Brooks ci ha visto anche lungo, vorrei dire. Che donna bellissima. Strani giri, comunque va bene. Allora, tornando a noi, l'altro elemento di particolare importanza che poi è arrivato fino ai nostri tempi sono proprio le canzoni contenute, la colonna sonora di questo film, in particolare con le canzoni di Simon e Garfunkel, che diciamolo subito, non erano canzoni originali. Almeno 4 sulle 5 non erano assolutamente originali, mentre la quinta, Mrs. Robinson, diciamo che è stata aggiustata, dico bene se mi correggete, è stata aggiustata per l'occasione. C'era prima, ma è stata arrangiata per il film. Ora,
io farei un primo giro con Massimo per quanto riguarda, tu ci fai spesso vedere dischi, eccolo là, vedi? Eccolo lì. Poi vabbè, immagine iconica per eccellenza, è una delle, anche registicamente è una genialata, dove ovviamente si dice che le canzoni sono state scritte da Paul Simon, cantate da Simon e Garfunkel, il famoso duo, ma attenzione, se riuscite a non avere problemi di vista, lo devo avvicinare, c'è scritto Additional Music by Dave Grusin, che secondo me per avere questa scritta qua sul fronte del CD ci avrà o del vinile, all'epoca avrà messo, che ne so, tipo, perso delle diottrie il povero Grusin. No, però con una sonora stratosferica. Tra l'altro, appunto, per parlare di Dave Grusin, che è un grandissimo compositore, grandissimo jazzista, ma abbiamo avuto l'onore con Colonne Sonore di intervistarlo, perché venne a Roma nel 2017, venne alla Casa del Cinema a rilasciare un'intervista, un racconto sulla sua esperienza compositiva, poi fece anche una masterclass, se non mi ricordo male, proprio al Forum Music Village, e poi anche al Centro Sperimentale, e gli facemmo ovviamente una domanda sulla sua esperienza in questo straordinario The Graduate, del laureato, e lui ha risposto così, questo leggo testuali parole: il laureato è uno dei primi film di cui mi sono occupato, anche se in modo parziale, in quanto il soundtrack era condiviso con le songs di Simon e Garfunkel. Esperienza grandiosa, una delle più importanti della mia vita. Nichols ha spesso impostato e adattato i piani sequenza del film alla musica, un po' come è avvenuto fra Prokofiev e Eisenstein nell'Ivan il Terribile. Quindi c'è anche questa citazione colta, questa correlazione, questa altra grande connubio cinemusicale. Vabbè, Grusin ha vinto l'Oscar, ahimè, solamente una volta, peraltro una colonna sonora molto bella, bucolica, pastorale, Milagro, penso che fosse. Sì, Milagro, sì. Milagro. Però ricordiamo che Grusin ha una carriera straordinaria, ha stretto dei sodalizi con registi quali, per l'appunto, Robert Redford, Mike Nichols, Sidney Pollack. Ha formato nel 1982 la famosa etichetta label GRP Record, con musicisti del calibro di Palmetini, di Chick Corea e tantissimi altri. E nel suo carnet ha film incredibili, anche iconicamente ormai entrati nell'immaginario collettivo, come Tuzzi, e lì c'è nuovamente Dustin Hoffman nella versione femminile, I Tre Giorni del Condor, Milagro, Oscar per la miglior colonna sonora, come dicevamo, Il Paradiso può attendere, I Goonies, I Favolosi Baker e Il Socio. Quindi comunque una ricca presenza di film che hanno fatto la storia del cinema. E poi queste musiche addizionali che, a mio avviso, molto vicine nello stile, come musica diegetica, alle Rimancini della commedia sofisticata. Ecco, infatti, parliamo un po' con Eugenio di l'utilizzo dei brani di Grusin, che ovviamente qui si parla, quando si parla di additional music, in questo senso poi si parla delle famose o musiche diegetiche o in qualche modo musiche dette di contorno, ambientali e quant'altro. Però ecco, che tipo di utilizzo hai ritrovato te su, che poi, come abbiamo detto prima, ne sono parecchie, proprio dal punto di vista del minutaggio. Ce ne sono tante, sì. Vabbè, intanto, giusto per chiudere il discorso che ha fatto Massimo, volevo dire che sicuramente il sodalizio più importante di Grusin è con Pollack. È stato veramente importante e ha firmato le musiche di film importantissimi come I Tre Giorni del Condor, anche, no? O Yakuza, ti ricordi? Il Socio, con una colonna sonora tutta prettamente pianistica. Sì. Anche Yakuza, bellissimo film degli anni 70 sulla mafia giapponese. Insomma, sono dei film veramente importanti, ha firmato con Pollack. Allora, niente, per quanto riguarda la musica, cioè il lavoro che ha fatto Grusin nel laureato, ha fatto effettivamente un lavoro molto prezioso, ma anche un po' oscuro, perché si tratta pressoché totalmente di musica diegetica, quindi all'interno della scena. Ad esempio, la prima volta che ascoltiamo una musica sua è quando la signora Robinson attira a casa sua
il povero, tra virgolette, Benjamin, insomma, che effettivamente è molto a disagio lui in quella scena, e lei accende la radio a un certo punto. E Grusin ha composto per questa scena il famoso Cha 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 della veranda, perché loro si trovano in veranda, no? Il Sun Porch Cha Cha Cha. Quindi magari sono cose che pochi sanno, però spesso nei film effettivamente la musica che sentiamo nella radio in una scena non è detto che sia una musica di repertorio, può anche essere una musica scritta appunto per l'occasione, come in questo caso. A volte si chiede al compositore di scrivere 30 secondi, quei 30 secondi che servono per quella scena, no? Però in questo caso appunto Grusin ha fatto un lavoro completo, nel senso che comunque ha scritto sempre dei brani completi, anche se noi sentiamo dei frammenti, ovviamente sentiamo una parte dei brani nelle scene. Tra l'altro arrangiati benissimo. Io ad esempio adoro The Single Man Foxtrot. Party Foxtrot. Party Foxtrot, sì. E quella la sentiamo invece sempre come musica, diciamo, di background quando lui sta alla reception dell'hotel, imbarazzatissimo, cerca di chiedere una camera, no? per andare con la signora Robinson. Quindi è chiaro che sono brani che a volte sono in background, quindi sono un po' confusi con i rumori di fondo, no? Con i suoni della stanza, e altri invece sono più evidenza, come per esempio nella scena dello striptease, del locale dello striptease, no? Lì ovviamente la sentiamo molto bene. Poi devo dire che nel film ci sono anche delle musiche che non sono comprese nella colonna musicale, insomma, che magari si sentono appunto confuse con i rumori, eccetera. Però per tornare a Grusin, insomma, lui ha fatto tutto questo lavoro che è essenzialmente di musica all'interno della scena. E quindi, visto che c'è stata questa divisione molto marcata, molto netta con le canzoni, che invece sono una musica di commento, è chiaro che il lavoro di Grusin è un po' più oscuro, diciamo, no? Almeno poi le canzoni, come sempre accade, prevalgono tantissimo. Io una cosa che posso dire da music supervisor che vive nella contemporaneità è che normalmente le canzoni vengono utilizzate come diegetiche adesso, e invece la musica ovviamente strumentale come extra diegetica. Sul laureato accade esattamente il contrario, cioè le canzoni sono quella che viene interpretata come colonna sonora, come commento musicale vero, e mentre i pezzi strumentali sono quelli che passano in radio. E quindi è particolare questa vicenda dell'utilizzo. Io direi di spezzare questo nostro speciale ascoltando invece, e così ci introduce al discorso delle canzoni, proprio un Mrs. Robinson live dei riformati, insomma, dopo tanto tempo, Simon & Garfunkel, che andiamo a sentire.
It's a little secret, it's just the Robinsons' affair. Most of all, you got to hide it from the kids. Here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, 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 hey. Beh, insomma, con le note di Mrs. Robinson in versione live, dove abbiamo visto Simon & Garfunkel un po' più, diciamo, âgé rispetto al 1967-68, io quello che mi limito a dire è che, se non sbaglio, questa canzone, che poi sarà riconosciuta insieme a The Sound of Silence come la canzone del film, ma questa ancora di più, viene, come posso dire, non ricorre solo una volta, se non sbaglio, poi ce ne parlerà sicuramente Eugenio, ci sono dei momenti in cui viene esposta solo a livello di musica strumentale, di base strumentale, e quello che posso dire è che è uscita anche la colonna sonora di questo, di The Graduate, dove ci sono le due versioni, queste due versioni, ma nessuno delle due è completa in qualche modo. Ce n'è una estesa e l'altra abbreviata come da film. E anche lì ha ragione Eugenio quando si dice che le canzoni spesso cancellano poi tutto il resto nella memoria, no? Ti chiedo a te, Massimo, che cosa ne pensi, il perché di tutto ciò? Come mai la canzone ha questa particolare forza? Ce l'ha insita in sé, oppure viene posizionata sempre dal punto di vista drammaturgico all'interno di un film, per cui te la devi necessariamente ricordare? Guarda, io faccio un esempio che potrebbe essere anche sempliciotto, magari troppo stupidino, tra virgolette, passatemi il termine, ma quando io parlo di film, parlo soprattutto della musica, ad amici, a neofiti e magari anche a cinefili doc come lo sono io, almeno mi ritengo di esserlo dopo anni e anni, e mi dicono sempre: ma io veramente non mi ricordo la colonna sonora, però se citano qualcosa citano sempre una canzone, che sia poi originale o che sia preesistente e quindi adattata al film, certo. Si ricordano sempre semplicemente la canzone. E io mi dico: ma scusate, ma cioè, oltre a quella canzone all'interno del film c'era veramente il mondo di musica scritta poi appositamente. È come se noi guardassimo Mission, facciamo un esempio di quelli eclatanti, e invece di ricordarci la bellissima corposa colonna sonora di Morricone, ci ricordassimo solamente il canto miserere finale del film, che poi è una canzone, vabbè, liturgica, anzi tra il sacro e il profano, ma come anche se potrebbe sembrare stupido, ma se ti rimane in memoria solamente la bambina che canta quel pezzo lì. Ma allora perché? Perché, come si diceva, nella parte intellettiva del cervello, la parte destra, quella chiamata il poeta, quello che viene assorbito subito è quello che viene dato attraverso la vocalità e l'utilizzo di parole che diventano forma canzone. La musica, per percepirla, deve avere forse quella qualità in più espressiva ed emozionale per poterla cogliere e farla tua. Questa, spero di averla resa chiara, è forse una delle massime espressioni del perché le canzoni rimangono più impresse, e questa cosa si può portare a tanti altri film come Top Gun. Top Gun si ricordano tutte le canzoni, ma c'è anche la musica originale col tema portante, il tema d'amore, però rimangono impresse le canzoni. In realtà anche col melodramma accade più o meno la stessa cosa, uno si ricorda le arie vocali, non si ricorda meno quelle strumentali. È vero che comunque parliamo del laureato, che lo faccio rivedere,
dove effettivamente la parte da leone sono proprio le canzoni, e come le ha utilizzate Mike Nichols e come le ha volute già in pre-produzione, perché lui aveva già pensato all'utilizzo di Paul Simon per scrivere delle canzoni ex novo e per utilizzare pezzi già di album precedenti o comunque ancora pseudo inediti. Peraltro lodiamo Mike Nichols perché cioè, a quell'epoca Simon e Garfunkel erano arrivati, se non sbaglio, al secondo loro disco, quindi erano dei giovincelli, cioè Sì. affidargli una colonna sonora pronti via, insomma è stata credo una scommessa vincente, piuttosto importanti, no? Terzo disco. Fatto sta che insomma la loro attività era ancora breve e credo che dal punto di vista delle colonne sonore fosse la prima questa. Sì. O mi smentisci pure lì? No. Senti Eugenio, invece parlaci delle canzoni, appunto, anche in questo caso dell'utilizzo allora, e questo è l'aspetto più interessante del film. Innanzitutto Nichols appunto perché secondo me ha pensato a Simon e Garfunkel quando appunto gli è stata offerta questa possibilità di fare un film da questo libro, che poi era già un successo il libro, no? Quindi secondo me perché Paul Simon come autore ormai si stava imponendo come l'autore del tormento un po' giovanile. Insomma, lui in qualche modo incarnava questi sentimenti che ribollivano nella gioventù americana, questa insoddisfazione, questa situazione di conflitto con il mondo degli adulti, e sono i temi delle sue canzoni. Quindi il tema del laureato ruota su questi temi, cioè sulla contrapposizione mondo adulto e mondo dei giovani, e i dubbi sul futuro, i problemi, proprio il classico problema che hanno tutti i giovani, no? La paura del futuro. Ecco, questi turbamenti giovanili sono proprio parte uno dei temi preferiti dei testi di Paul Simon. Un'adesione perfetta al film, insomma. Esatto, cioè, infatti lui, secondo me, si vede poi, guardando il film e ascoltandolo, si vede che ha coinvolto totalmente poi l'artista nella musica, cioè non è che sia limitato a prendere i brani preesistenti e a mettere, ad applicarli sulla scena, come per esempio fa un Kubrick. No, allora io monto la scena in base alla musica. Questo l'ha fatto, però è andato anche oltre Nichols, perché poi magari, se abbiamo tempo, ve lo dirò in seguito, c'è tutta una parte in cui secondo me Paul Simon ha suonato proprio davanti allo schermo. Cioè quando? Ha sonorizzato, c'è proprio la parte finale, quando lui sale le scale della chiesa, cioè si sentono le pennate di Paul Simon. Quindi lui, secondo me, ha fatto delle... E poi c'è una parte in cui c'è proprio un sincronismo esplicito con la macchina che si ferma perché ha finito la benzina e arranca anche la chitarra di Paul Simon. Quindi c'è proprio un sync perfetto tra la musica e l'immagine. E quindi lui è stato coinvolto completamente da Nichols, non si è limitato solamente a fare le canzoni. Ti volevo chiedere, a proposito parlando delle canzoni, abbiamo parlato di Sound of Silence, Mrs. Robinson, però a me quella che ha colpito sempre in particolar modo, tra l'altro una canzone del tradizionale, credo, se non mi ricordo male, britannica, giusto? Inglese, sì. Che la devo pronunciare, sperando di pronunciarla bene, Scarborough Fair, che tra l'altro c'è una versione nell'album che è quella dove in realtà è inespressa in maniera, secondo me, ancora più forte, ancora più incisiva rispetto anche alla sequenza che va a commentare, che è quella del cantico, il momento in cui viene sorta come sorta di cantico, e mi è sembrata sempre molto particolare come ricerca anche di pezzo tradizionale, anche nell'ambito proprio della musicalità di Paul Simon. Guarda, parlando un po' in ordine delle canzoni, io ti posso dire questo, poi arrivo a Scarborough Fair perché merita un'analisi più dettagliata come brano. Intanto l'uso che fa il regista di Sound of Silence inizia con il famoso verso Hello Darkness, my old friend, quindi già è proprio una dichiarazione di intenti, no? Cioè si vede questo Dustin Hoffman che sta per tornare a casa e quindi con tutti i suoi dubbi, i suoi tormenti, cioè, no? Tipicamente giovanili.
Quindi già si nota il tono malinconico pure, no? Rende bene questa situazione, questo stato emotivo del personaggio. A me ha colpito particolarmente poi come usa le canzoni Nichols nella famosa sequenza, perché parliamo proprio di una vera e propria sequenza che dura quasi 4 minuti, quando non appena inizia la relazione tra Benjamin e la signora Robinson, noi abbiamo quasi 4 minuti solamente con canzoni, cioè c'è prima torna The Sound of Silence e poi sentiamo April Come She Will, altro bellissimo pezzo di Paul Simon. E in questi 4 minuti noi abbiamo ci fa vedere Nichols che questa relazione, diciamo, inizia e prosegue, e poi lui però non vediamo un cambiamento di umore nel ragazzo. Effettivamente Benjamin con la relazione con la signora Robinson ha placato il suo corpo, ma non ha placato affatto il suo spirito e i suoi dubbi. Anzi, è diventato ancora più apatico, cioè si è adagiato in questa relazione. E April Come She Will, che è anche un altro pezzo molto dolce, eccetera, però ci evoca nel testo pure un amore che non arriva, che non c'è. E questo lo esprimono benissimo le canzoni di Paul Simon, che parlano più dei dialoghi, ovviamente sostituiscono completamente il dialogo. Quello è quasi un videoclip ante litteram, no? Appunto quella bellissima scena in cui lui esce dall'acqua e si ritrova nella stanza con Miss Robinson, quindi idee di montaggio, no? E quindi questo è un uso, come dire, creativo, no? Della musica con l'immagine. Poi c'è appunto Scarborough Fair. Scarborough Fair arriva dopo che il Benjamin confessa l'inconfessabile, cioè che praticamente confessa alla povera Elaine, alla giovane Elaine, che ha avuto una relazione con la madre. Arriva Scarborough Fair, che è un brano molto malinconico, che ha questa, come dire, musicalmente esprime questo stato di sospensione, di malinconia, perché non è scritta in modo minore o maggiore, quindi è una canzone modale, perché è un pezzo mi pare del Settecento, insomma, che risale all'inglese. Praticamente sarebbe la stessa scala di Impressioni di settembre, la stessa serie di note di Impressioni di settembre, e praticamente rende bene lo stato d'animo di Hoffman, perché chiaramente è a terra, no? Benjamin è proprio a terra in quel momento, perché ha confessato quello che non avrebbe mai voluto confessare. E poi, infatti, la cosa che non ricordavo e che mi ha stupito è che Mrs. Robinson la sentiamo praticamente a 20 minuti dalla fine. Sì, vero. Questo non ci avevo mai fatto caso. Ci ricordiamo il film, ci ricordiamo la canzone Mrs. Robinson, ma in realtà la sentiamo proprio la prima volta quasi alla fine, a 20 minuti dalla fine. Se non mi ricordo male è quando lui passa nel tunnel. Sì, nel momento della corsa, no? Cioè quando lui tutta la parte finale, diciamo. La parte finale. Prima la sentiamo fischiettata, cioè quando lui, dopo che lui ha proposto ad Elaine di sposarlo. Sì, vero. E tra l'altro anche qui c'è una sinergia perfetta tra musica e immagini, perché Mrs. Robinson è fischiettata e Dustin Hoffman esce dal negozio fischiettando. Però ovviamente non sentiamo quello che fischietta lui, cioè sentiamo il fischio di Paul Simon, cioè sentiamo... quindi la prima volta sentiamo così. Poi quando comincia a correre per trovare questa chiesa dove lei dovrebbe sposarsi, la sentiamo anche con vocalizzata, diciamo, no? Vocalizzata, e poi con la prima strofa, perché la canzone non era pronta. Sappiamo bene che non era vero. E sarà pronta solo dopo, cioè l'intero testo, alla fine la canzone uscirà dopo. Infatti nella colonna sonora che ha fatto vedere, nel CD che ha fatto vedere Massimo, qui non c'è la versione definitiva del brano. No. C'è solamente la prima strofa cantata. Perché poi c'è l'aneddoto che viene raccontato nel DVD che vi ho fatto vedere, proprio dal produttore, che era Joseph Lewin, che diceva che poi Simon, quando ha finito di scrivere Mrs. Robinson, in realtà solo la prima strofa e poi tutta la parte strumentale
lo richiamò Nikos dicendo guarda che dobbiamo pompare questa canzone perché è piaciuta molto e secondo me diventerà un successo commerciale, quindi devi mettergli per forza la rimanenza del testo, e fece bene perché poi ebbe il gran successo che tutti sappiamo. Tra l'altro all'inizio lui parlava della signora Roosevelt, no? Però appunto poi ovviamente hanno cambiato in Mrs. Robinson. Poi però voglio dire un'altra cosa, cioè c'è un'altra canzone di cui diciamo meno, che si fa notare meno perché è diegetica, cioè quando loro mangiano al fast food in macchina c'è un pezzo, si sente un pezzo di Simon & Garfunkel, sarebbe Big Bright Pleasure Machine. Vero. È la quinta canzone in sostanza. Esatto, questa canzone è sempre però in quella come dire, il tema è sempre quello, cioè il mondo degli adulti che cerca di imporsi sui giovani e propone questa macchina del piacere, no? Quindi una canzone comunque sulla solitudine. No, questo è interessante, questo lavoro che hai fatto come al solito pregevole di Eugenio, che va a analizzare veramente peggio del 109 della SIAE, va proprio lì per ogni singolo punto musica. È interessante però questo che magari noi italiani non cogliamo, c'è l'aderenza tra testo e storia, che effettivamente, che quando in sostanza si segue una linea narrativa dove la musica è così importante, se non ce l'hai diventa un problema, insomma diventa un film di moccia, mi verrebbe da dire. però allora io ringrazio Eugenio, ringrazio ovviamente il caro Massimo, è sempre un piacere quando vieni con noi, caro Eugenio, perché ci dai un'altra chiave, voglio dire, per leggere le colonne sonore. Nella fattispecie, laureato, chiedo a voi se si trova in qualche piattaforma digitale. Credo di sì. Ah, ok, si trova, benissimo. Quindi, insomma, cercatelo perché vale la pena, anche perché quelle tematiche lì, secondo me, non è che sono tanto cambiate rispetto adesso. Grazie a tutti, alla prossima con un nuovo special di quelli estivi. Eugenio Dazzitano, Massimo Peritera. Ciao. Marco Destoni. Ciao Eugenio, grazie.